Relativamente appunto ai beni confiscati abbiamo predisposti tutti gli atti per localizzarli sia il comando dei vigili urbani al primo piano di questa palazzina ristrutturata con contributi regionali, e abbiamo predisposto anche l'idea di collegarvi la sede dell'aula consiliare, che è la più alta rappresentanza democratica e istituzionale di una comunità, proprio per dare l'esatta percezione che sui beni confiscati ha vinto lo Stato e non la criminalità organizzata. Ci sarà anche un'aula per i convegni da destinare al riuso sociale per i cittadini, e tutto questo lo faremo nel giro di 30 giorni, perché già abbiamo predisposto l'allaccio della corrente del telefono e quindi sono in corso i lavori di attindature per trasferire l'aula consiliare in questa via Ferdinando IV di Borbone, in un neostabile che apparteneva ai camorristi. Da tanti anni è stata così ristrutturata ma non utilizzata per scopo sociale. Abbiamo in questi ultimi giorni predisposto insieme al comandante dei vigili urbani tutti gli atti, e la giunta insieme, tutti gli atti necessari per delocalizzare questo servizio. Un'altra idea abbiamo anche per Villa Licata, un'idea volta a riutilizzare e riconvertire questo bene ormai sventrato, abbandonato a se stesso da anni. Avremmo come giunta l'idea di investire il genio militare guastatore attraverso, in concerto ed intesa con Sua Eccellenza il Prefetto, per una messa in sicurezza della struttura, per utilizzare gli ambienti idonei per attività di carattere sociale. Immaginiamo c'è una piscina abbandonata di grosse dimensioni, c'è in mente di utilizzare in tempi brevi anche quella struttura. Certamente la Villa Licata presenta difficoltà maggiori perché occorrono risorse economiche che non abbiamo a disposizione, perché abbiamo un bilancio tecnico molto povero, e quindi dobbiamo fare i conti con il nostro bilancio, però metteremo in essere tutte le iniziative per avere risorse anche regionali per riconvertire questo bene che risulta tutt'oggi abbandonato.